Telespettatori di Sesta Rete, canale 215 del Digitale Terrestre, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento domenicale con i risultati, le classifiche, i commenti, gli ospiti sul calcio dilettantistico siciliano. Oggi avremo modo di parlare non soltanto di calcio quello classico, ma anche quello legato ad una stagione particolare, quella dell'estate, del beach soccer per intenderci. Salutiamo subito la nostra Lorena Finocchiaro. Ciao Lorena. Ciao Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. E salutiamo subito in postazione Carmelo Puglisi per quanto riguarda la sua presenza legata al campionato di interregionale e più naturalmente l'eccellenza A e B. Ciao Carmelo. Buona domenica a te Ettore, buona domenica a tutti i nostri telespettatori. Partiamo dando come di consueto i riferimenti, la nostra pagina Facebook che è Programma Penalty, poi il nostro sito internet con relativo muro www.programmapenalty.it e poi il nostro indirizzo di posta elettronica che è info@programmapenalty.it. E presentiamo subito gli ospiti per quanto riguarda questa nuova puntata di Penalty. Subito alla mia destra Santi Rando, assessore del Comune di Catania, assessorato Mare, Coste, Decoro Urbano e Centro Storico. Ciao Santi e grazie per aver accettato il mio invito in questa domenica e ci fermiamo qui con la definizione di domenica. E insieme a lui Giuseppe Bosco, presidente del Catania Beach Soccer. Ciao Giuseppe. Buonasera. Che ritrovo dopo un po' di anni perché caro Santi, come forse tu avrai già ben saputo da qualche oretta, io ho avuto anche la fortuna di fare l'allenatore di Giuseppe, che adesso me lo ritrovo presidente di una società che tra l'altro ha vinto un titolo italiano. Ha vinto lo scudetto. Lo scudetto, quindi insomma, che bel titolo. 3 Supercoppe italiane e 2 Coppe Italia. Beh, sicuramente 13 finali disputate. Quindi meglio di così si muore, Giuseppe. Complimenti per la tua ascesa. Vabbè, ma se ben ricordi, noi scendevamo per vincere. È vero, sempre, tantissimo tempo fa. Allora, parliamo subito di calcio perché con loro poi affronteremo un progetto che sta per nascere. Diciamo che intanto per quanto riguarda il 2013 la sede della finale della beach soccer del campionato italiano è già stata assegnata, si svolgerà a San Benedetto del Tronto, mentre invece la finale del 2014 Catania è la sede ufficiale che la federazione ha assegnato, con un progetto che parte ormai da qualche mesetto a questa parte di una realizzazione di una beach arena. Allora vi do 10 secondi tanto per anticipare quello che poi insomma discuteremo in maniera più dettagliata. Santi. L'idea è proprio questa, è un ragionamento molto ampio, parte dall'idea di dare qualità servizio alla playa. Infatti non è un'idea isolata che coinvolge solo il presidente Bosco e l'assessorato Mare e Costa o il comune di Catania, è un'idea che coinvolge tutto il litorale, coinvolge le federazioni di categoria, coinvolge tutti i lidi e proprietari lidi della playa. Perché? Perché si vogliono fare grandi eventi, ma in forma coordinata. E in questo caso un'arena sicuramente può essere uno specchietto per le allodole, no? Non si deve trascurare il singolo lido, ma è bello convogliare tutto in un unico grande evento probabilmente. Quindi si faranno diverse tappe per poi avere l'esplosione dell'attività, di tutte le attività beach, poi di questo ne parleremo, certo, di avere l'esplosione di tutte le attività beach all'interno dell'arena beach. Giuseppe Bosco, 2014 sembrerebbe lontanissimo, però io credo che iniziare adesso il progetto vuol dire sicuramente essere pronti per questo grande appuntamento della prossima estate, ma fra 2 anni. Noi, per dirti la verità, per quanto riguarda l'organizzazione siamo pronti già da parecchi anni. Il problema sono stati sempre i fondi per cercare di andare a realizzare questa struttura, che oggi piano piano si stanno facendo più presenti, perché stiamo facendo un'attività di marketing importante su tutto il territorio. Naturalmente tu considera che noi vorremmo svolgere poi all'interno di questa arena per i fine settimana che abbiamo fatto, il conteggio sono 14, questa è la grande idea, posso immaginare. Sono 14 per ogni fine settimana, un sabato e domenica dedicati a un evento che sia di federazione soprattutto, ma per quanto riguarda anche tutti gli altri sport collaterali, e parlo io di fitness, certo, parlo insomma di qualsiasi cosa che potrebbe nascere. Approfondiremo il discorso tra non molto perché i nostri ospiti rimarranno per buona parte del nostro programma, ma parliamo adesso di risultati e classifiche, lo facciamo subito con il campionato di interregionale. A te la parola Lorena, perché si è giocato nel campionato di Serie D con le solite sorprese, purtroppo in negativo per qualche squadra siciliana. A te.
A Paternò, comprensorio Normanno, Messina 0-0. Ad Agropoli, Agropoli batte Acireale 2-1. A Palazzolo Acreide, Palazzolo Licata 0-0. A Ribera, Ribera Nissa 0-0. A Paola, comprensorio Montalto Cosenza 0-1. A Vibo Valencia, Vibonese Cavese 4-1. A Messina, Città di Messina batte Ragusa 1-0. A Vallo della Lucania, Gelbison Sambiase 1-0. E a Noto Savoia 1-0. Pareggia il Messina e in questo caso il Cosenza riesce a rosicchiare 2 punti in classifica. La squadra perolitana comunque è sempre in vetta in questa 24esima giornata del campionato di Serie D. Prima in classifica troviamo Messina con 55 punti, segue Cosenza 53, Gelbison 42 punti, Savoia 40, Città di Messina 38, comprensorio Montalto e Licata 34, Ribera, Vibonese e Agropoli 33 punti, comprensorio Normanno 31, Ragusa e Cavese 30 punti, Sambiase 29, Palazzola Acreide 27, Noto 23, Acireale 15, ultima in classifica troviamo Nissa con 8 punti, ricordiamo Nissa un punto di penalizzazione e Noto 3 punti. Prossimo turno, domenica prossima, domenica 3 marzo 2013, questi gli incontri in cartello: Noto Agropoli, Nissa Città di Messina, Ragusa Comprensorio Montalto, Cosenza Comprensorio Normanno, Cavese Gelbison, Messina Palazzolo, Acireale Ribera, Savoia Sambiase ed infine Licata Vibonese. Allora Carmelo, così poi dopo parleremo anche con i nostri ospiti che, anche se in questo caso parlano di beach, parleranno anche di calcio giocato perché sono degli ottimi intenditori. Una squadra messinese che si è vista insomma assottigliare il vantaggio nei confronti del Cosenza, che ha vinto mentre loro invece hanno pareggiato, ma credo che comunque gli equilibri sono sempre rimasti immutati ormai da un paio di settimane a questa parte. Esattamente come dobbiamo sottolineare la nuova grande impresa del Paternò di Pippo Strano. 7 giorni fa i rosso-azzurri andarono a vincere al Dino Liotta di Licata, oggi invece, anzi ieri perché hanno giocato in anticipo al sabato, si sono permessi il lusso di fermare sul proprio campo la capolista Messina, che si era recata a Paternò in forma rimaneggiata. Comunque la formazione di Pippo Strano ha veramente giocato una partita coriacea, una partita aggressiva e ha meritato il pareggio. Il Cosenza si rifà sotto perché è riuscito a vincere il derby silano sul campo del comprensorio Montalto, e adesso questo testa a testa si fa più interessante perché in queste ultime 10 partite il Messina dovrà soffrire. E nella parte bassa della classifica si fa ancora più drammatica la situazione della Cireale, che ha perso ad Agropoli per 2-1, sconfitta tutto sommato meritata per i Granata, che hanno concesso praticamente più di un'ora di gioco ai padroni di casa e si sono svegliati tardi. Io colgo l'occasione, rimandando di nuovo la classifica, di fare insomma 4 chiacchiere anche con i nostri ospiti. Nelle ultime 4 posizioni di questo campionato interregionale abbiamo 4 squadre siciliane. E che squadre? Un capoluogo di provincia che è la Nissa, la Cireale, il Noto e il Palazzolo. Santi, indubbiamente tutto questo vuol dire una crisi economica non di poco conto, soprattutto per una squadra importante come quella di Caltanissetta. Assolutamente sì, considera pure che oltre alle squadre, vedi Noto, vedi il Palazzolo, vedi la Nissa, la Cireale, nostri cugini, siamo territorialmente vicinissimi. Sì. Obiettivamente negli anni hanno sempre dimostrato di essere una città importante, una città che ha un cuore dei tifosi importante, hanno spinto sempre la squadra a fare ottime prestazioni e sappiamo e ricordiamo i momenti di grande lusso che la Cireale ha vissuto qualche annetto fa. Ma ci sorprende però questo Acireale? Questo coincideva sicuramente con una serie di fattori che non erano del tutto legati solo allo sport, ma erano legati anche all'entusiasmo economico di una città, erano legati all'entusiasmo anche e all'attenzione che le amministrazioni davano allo sport, strutture, privato che investiva, connubio pubblico-privato e i tifosi che erano il cuore, il 12° uomo in campo. Oggi la Cireale sta soffrendo una crisi che non merita e mi auguro, l'anno scorso riuscirono nell'intento comunque, mi auguro che quest'anno diano qualcosa in più
ai loro tifosi. Giuseppe Bosco, però è anche vero che questo arrivo del nuovo presidente sembrava, insomma, che avesse un po' ridato entusiasmo, insomma, fossero stati soltanto pensieri? Mi sa che sono stati soltanto pensieri. Ma allora. l'entusiasmo è normale che si porta al momento che si arriva in una piazza. Il problema è capire, oggi purtroppo, una volta tu potevi fare sport in tante maniere, oggi non si può fare più. Oggi si fa programmando, Bene. lavorando, gestendo una situazione territoriale importante, avendo a che fare con tante componenti che ti devono stare non vicine ma attaccate, e lavorare in simbiosi, e poi da lì si riparte tutto il progetto per arrivare a dei risultati. Insomma, c'è una scala. Ma a è tutto. normale, C'è non, una non scala a puoi tutto. arrivare a niente, cioè non puoi arriva il presidente di turno, anche se può riuscire ad avere una quantità enorme di denaro, Sì. ma alcune volte abbiamo visto Siracusa, Sì, quanti insegna. soldi e milioni di euro hanno speso per poi arrivare al fallimento. E infatti Quindi, quest'anno fanno la terza categoria. torna a ripetere, ci vuole, poi fra le altre cose il mondo non ti perdona, devi essere forte, verace, grintoso e tante di quelle cose che non puoi nemmeno immaginare. Immagino. Oggi proprio diventare un dirigente sportivo è un lavoro a 360 gradi. E mi piace questa cosa, sai perché? Perché effettivamente un po' di improvvisazione negli altri anni c'è stata, è esistita, nello sport in genere spesso e volentieri esiste anche un po' di improvvisazione, nel calcio negli ultimi anni ce n'è stata anche troppa e infatti si sono visti i risultati. Sì, sono ormai l'azienda calcistica, perché non si parla più di società calcistica, infatti, aziende. non l'ho detto proprio sbagliando il termine, ma volutamente Sì. ho voluto attenzionare il termine azienda. Queste sono aziende a tutti gli effetti, vanno gestite sicuramente con programmazione e senza fare vogli pindarici. Oggi gli obiettivi vanno raggiunti, gli obiettivi calcistici sono alcuni, altri sono quelli della società e per vero. fare questo sicuramente ci vuole uno staff preparato, uno staff però che conosce la realtà territoriale. Io non credo mai a quelle che sono gli innesti nuovi che arrivano da mondi totalmente sconosciuti che non conoscono la piazza. E infatti in questo caso si stanno vedendo i risultati. Carmelo, settimana prossima, così per chiudere l'interregionale? Per chiudere l'interregionale comunque va detto a conclusione del turno di oggi che i risultati che si sono verificati in questo fine settimana restringono molto la classifica e a parte le primi 5 dal comprensorio Montalto, dal Licata in giù sono tutte coinvolte nella lotta per non retrocedere. Va sottolineata la risalita del Noto che oggi ha superato la quarta della classe come il Savoia e pian piano sta avvicinando al treno play-out dove in realtà è caduto il Ragusa. Campionato di promozione girone A, lo facciamo subito con i risultati e poi subito a seguire la classifica. Folgore Selinunte, Alcamo 1-1. San Giovanni Gemini, Atletico Campofranco 0-0. Leonfortese, Camarat 0-0. Valderice, Mazzara 2-1. Bagheria, Parmoval 3-2. Riviera Marmi, Raffadali 4-1. Acragas batte San Cataldese 5-1 e Monreale Marsala 1-1. In classifica abbiamo l'ennesima vittoria dell'Acragas di Rigoli ed è ancora una volta sempre più vicina alla promozione verso il campionato di interregionale. Guardiamo la classifica al completo. In vetta troviamo ancora Acragas con 59 punti, segue San Giovanni Gemini 49, Atletico Campofranco 46 punti, Riviera Marmi 46, Alcamo 43, Raffadali 37, Leonfortese 33 punti, Camarat 31, Folgore Selinunte 29 punti, Valderice 25, Monreale 24, Parmoval 22, San Cataldese 21, Mazzara, Marsala e Bagheria 21 punti. Ricordiamo Marsala e Mazzara un punto di penalizzazione. Si giocherà domenica prossima, domenica 3 marzo il prossimo turno, questi gli incontri: Marsala-Acragas, Raffadali-Bagheria, Parmonval Folgore Selinunte, Atletico Campofranco Leonfortese, Alcamo Monreale, Mazzara Riviera Marmi, San Cataldese San Giovanni Gemini ed infine Camarat Valderice.
Allora, Carmelo, 30 secondi perché ormai su questo girone ne abbiamo già ampiamente parlato, però sottolineerei comunque che insomma c'è bagarre per non retrocedere. E poi, dato che si parlava di organizzazione, la dimostrazione dell'Agragas insomma ci fa capire che se non c'è organizzazione non si va avanti. Carmelo, 30 secondi. Allora, per l'Eccellenza è stata una domenica surreale perché si è giocato mercoledì Sì, e non certo. oggi. Diciamo che nel girone A di Eccellenza siamo tornati alla normalità. L'Agragas è tornato a vincere nello scontro diretto. San Giovanni Gemini e Atletico Campofranco hanno fatto 0-0 e quindi si sono tolti punti a vicenda. L'Agragas adesso viaggia a più 10 e adesso possiamo dire veramente che si aspetta solo la matematica. Invece, per quello che riguarda la zona bassa della classifica, tutti aspettavamo la grande rimonta del Marsala, che dopo 2 sconfitte consecutive ha pareggiato a Monreale, ma soprattutto è tornato di gran carriera il Bagheria, e quindi con questa rimonta del Bagheria, che è al 3° successo consecutivo, ci sono 4 squadre all'ultimo posto in classifica: la San Cataldese, il Mazzara, il Marsala e lo stesso Bagheria, appunto, tra l'altro tutte nobili decadute, quindi insomma è estremamente interessante. L'interesse che non ha la parte alta della classifica lo sta concedendo invece la lotta per non retrocedere. Beh, l'organizzazione sia di gioco ma soprattutto societaria finalmente vedrà probabilmente già dal prossimo anno nell'interregionale un capoluogo di provincia importante qual è Agrigento. Santi. Sì, questo secondo me valorizza comunque intanto tutta la categoria. Agrigento, Valle dei Templi, che è grande città da un punto di vista turistico, se il turismo può legare quello che è anche il volano sportivo, questo secondo me diventa un motore anche di ripartenza. Io mi auguro e sono convinto che questa è una città, una squadra che darà grandi soddisfazioni ai loro tifosi. Hanno fame di calcio poi. E hanno fame di calcio, è una piazza nuova da questo punto di vista, dei successi, e secondo me cresceranno molto. E poi Agrigento polarizza tanta attenzione e tanto turismo, questo ripeto, e non lo dico per rimarcare un dato, però il volano sport turismo è un volano che va ben attenzionato e va sicuramente amplificato e ampliato. Tra l'altro quello che dice l'assessore Rando è verissimo, perché io leggevo, è il CND, la Serie D manca ad Agrigento da 21 anni, quindi c'è un'attesa ormai spasmodica, quindi a conferma di quello che diceva la Bosco. Ma poi soprattutto fa piacere che comunque un allenatore come Pino Rigoli, che io seguo da parecchio tempo, è una persona preparata, in gamba, conosce, diciamo, la categoria, fa piacere perché comunque sta facendo il supercorso, tra l'altro, quindi insomma con la speranza che possa diventare uno degli allenatori, diciamo, siciliani più quotati anche nelle maggiori categorie. Però, anche se credo che l'Agragas abbia impiantato una squadra stratosferica per il campionato sicuramente, di eccellenza, sicuramente sottolineiamolo, ma senza nulla togliere. però c'è da dire, Rigoli, Ettore, poi succede, sai, alcune volte poi uno salta di categoria e tutto l'impianto che tu hai per la categoria successiva lo devi riorganizzare, riassettare, perché ci sono altri elementi, ci sono altri giocatori, è come se rinizi da capo. Invece in questa maniera loro stanno buttando proprio le basi già per il prossimo anno, hanno già mezzo percorso fatto. E quindi evidentemente hanno voglia di crescere e consolidare la categoria per poi crescere successivamente. Perfetto. Parliamo adesso del girone B del campionato di eccellenza, i risultati e la classifica. Ha fatto bene Carmelo a sottolinearlo, si è giocato mercoledì, non si è giocato nella giornata di oggi. 24esima giornata, questi i risultati. Adesso siamo a San Gregorio di Catania. Sì. A San Gregorio di Catania, San Gregorio, AC Sant'Antonio 1-0. A Brolo, Mazzarrà, Atletico Gela 3-1. A Taormina, Comiso 0-0. A Piraino, Due Torri, Mister Bianco 1-1. A Motica, Nuova Igea 1-1. A Pachino, Rosolini, Orlandina 0-0. A Vittoria batte Real Avola 2-0. E Atletico Villafranca, Tiger si disputerà il 6 marzo. L'Orlandina pareggia mentre porta a casa i 3 punti la squadra ragusana del Vittoria. Abbiamo comunque sempre la squadra messinese in vetta in questa 24esima giornata del campionato di eccellenza Girone B. Prima in classifica troviamo Orlandina con 48 punti, segue Vittoria 47, Due Torri 41, Nuova Igea 40, Modica 38 punti, Tiger
35, Mazzarrà 35 punti, AC Sant'Antonio 34, Real Avola 32 punti, Mister Bianco e Taormina 31, San Gregorio 28, Rosolini 19 punti, Comiso 18, Atletico Villafranca 15, ultima in classifica troviamo ancora Atletico Gela con 14 punti. Ricordiamo Atletico Villafranca e Tiger una partita in meno e Mister Bianco 2 punti di penalizzazione. Prossimo turno si giocherà domenica, questi gli incontri: Comiso Atletico Villafranca, AC Sant'Antonio Rosolini, Tiger Vittoria, Real Avola Due Torri, Nuova Igea Mazzarrà, Mister Bianco Modica, Atletico Gela San Gregorio ed infine Orlandina Taormina. Carmelo, subito un quadro su questo girone B e poi abbiamo un collegamento telefonico con il direttore generale del Due Torri, che così ben si sta comportando in questo campionato di eccellenza. A te. È stato un turno mercoledì estremamente favorevole al Vittoria, già in tempi non sospetti, Ettore, noi da qualche settimana lo diciamo che tra le due contendenti, tra Orlandina e Vittoria, il Vittoria sta decisamente meglio. E mercoledì il campo ha detto questo, i tirrenici di Raffaele hanno pareggiato con affanno a Rosolini, dando l'impressione che veramente la benzina sia finita nel serbatoio. Tutt'altra musica invece si è vista a Vittoria e con i biancorossi di Campanella che hanno vinto con grande scioltezza 2-0 contro il Real Avola, giocando un grande calcio. Noi spesso abbiamo sottolineato le qualità dell'attacco del Vittoria con D'Agosta, con Rametta, invece a fare la differenza è anche la difesa, perché Campanella ha costruito una coppia centrale difensiva, Nobile e Citronella, con la formazione vittoriese Iblea che prende veramente pochi gol, quindi in questo momento, anche se in ritardo di 2 punti, il Vittoria sembra lanciato. 2 parole anche per il derby etneo che ha visto vincere il San Gregorio con un gol di Laudani. L'Aci Sant'Antonio esce un po' ridimensionato nella corsa verso i playoff, il San Gregorio invece prende respiro nella lotta per non retrocedere. Un'ultima parola prima di addentrarci poi nel collegamento telefonico: il Tiger Brolo non ha giocato, è stata rinviata al 6 marzo la gara con il Villafranca perché la formazione tirrenica è stata impegnata in Coppa Italia. Nell'andata dei 16esimi di Coppa ha superato i calabresi del Roccella per 3-0. Ormai la formazione di Santino Bellinvia punta tutto sulla Coppa per puntare al salto di categoria. Benissimo, e adesso colleghiamoci subito con Benedetto Bottari, che è il direttore generale del Due Torri. Direttore, mi sente? Sì, vi sento, buonasera. Buonasera e ben trovato con penalty. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Noi ci occupiamo di calcio dilettantistico e devo farvi i complimenti perché ancora una volta il Due Torri non è più una sorpresa. Ormai da qualche stagione a questa parte comunque si parla sempre bene di questa bella realtà messinese e siete al terzo posto. A questo punto un pensierino per un playoff importante, insomma, lo fate. Ma sicuramente, diciamo, quest'anno siamo partiti con una rosa piuttosto giovane. Basti pensare che avevamo soltanto 10 senior all'inizio in organico, di cui 3,91 e un 92 tra questi 10 senior, e poi ben 13 under, di cui addirittura quasi tutti 95 senza nessun 94. Come state vivendo questo, insomma, duello anche con la Nuova Igea, che indubbiamente anche lei in fatto di blasone non è di poco conto, tenendo presente che in testa c'è anche un'altra squadra messinese che è l'Orlandina? Ma come stiamo vivendo? Diciamo che fino al mercato di riparazione, come dicevo poc'anzi, avevamo una rosa piuttosto giovane, non avevamo particolari velleità e invece ci eravamo trovati ad appena 2 punti dalla vetta, dove c'era l'Orlandina al comando della classifica. Dopodiché abbiamo deciso di fare qualcosa in più nel mercato di riparazione per vedere anche noi di poterci giocare le nostre chance. Purtroppo in questo girone di ritorno non abbiamo fatto quello che era nei nostri piani. Oggi ci ritroviamo per cercare di guadagnarci un posto al sole dei playoff. Abbiamo perso lo scontro diretto
in casa dell'Igea. Veniamo da un periodo non tanto felice, anche il pari interno con il mister Bianco. Vedremo più in avanti di rifarci e di riuscire a guadagnare comunque una posizione di tutto rispetto all'interno della griglia playoff, e credo che comunque ce la meritiamo per quanto fatto finora. Direttore, alla luce anche del mercato importante a cui lei faceva riferimento, tra l'altro sono arrivati a Gliaga di Piraino giocatori importanti, Camarda, che lei aveva avuto negli anni del miracolo della scalata a Milazzo, è arrivato Chiavaro in difesa. Leggo un po' di rammarico nelle sue parole, anche perché l'Orlandina non corre e potevate forse dire la vostra per il primo posto. Sicuramente, un po' di rammarico è inutile negarlo, c'è, siamo stati diciamo un pizzico sfortunati e un pizzico superficiali, e abbiamo secondo me ormai visto definitivamente sfumare le chance del primo posto. È comunque una bella lotta quella tra Orlandina e Vittoria. Personalmente vedo un po' più avvantaggiati i Paladini, però sicuramente il Vittoria ha dimostrato di essere una compagine che fino all'ultimo venderà cara la pelle. Direttore, voi quest'anno però avete, al di là della classifica, avete messo in mostra tantissimi gioielli, il portiere in Ferrera, ma anche Matera, Raveduto, Carrello, Venuti. Quale secondo lei può essere quest'estate l'uomo mercato, con magari tra questi ragazzi quello che può andare a fare il professionista? Ma sicuramente sì, hai detto bene tu, tanti giovani. Mi piace sottolineare il fatto che siamo partiti con 10 grandi, e di questi grandi c'erano 3 91 e un 92. Questo mi piace sottolinearlo perché è una cosa molto molto bella che ha caratterizzato tutto il nostro girone d'andata. Quali di questi? Ma sicuramente finora molti ci hanno dato una grossa mano. Adesso avantieri tra l'altro è arrivata anche la convocazione in rappresentativa di Fantino, che è un ragazzo del 95, terzino sinistro, che sta facendo molto bene e che abbiamo prelevato l'anno scorso dal Garden Sport Messina e che ci sta dando grandi soddisfazioni. Ma non vorrei dimenticare anche Roberto Ravveduto, che è un altro 95 che abbiamo acquisito in prestito dal Padova, che è un giocatore secondo me importante, un giocatore che viene dai professionisti e che probabilmente il professionista, se riesce a maturare sotto l'aspetto più che altro mentale, potrebbe farlo con il tempo. Direttore, però è anche vero che la caratteristica di questa società è stata sempre quella di valorizzare i giovani, quindi ancora una volta fate centro su questo progetto giovane per una società che comunque andando a disputare un campionato come quello dell'Interregionale, insomma, se ci dovesse arrivare, non sarà di poco conto impegnarsi nell'organizzazione tecnica poi della squadra che dovrà affrontare eventualmente un campionato un po' più importante quale quello che state affrontando adesso. Ma diciamo che storicamente negli ultimi 5-6 anni il Due Torri ha dato moltissimi under al campionato di Serie D. Vedi i vari Ignazzitto, vedi i vari Biondo, vedi i vari Lima. Non voglio dimenticare Lima, che è un ragazzo del 95 che l'anno scorso con noi ha fatto benissimo, è stato anche titolare della rappresentativa regionale allievi e che quest'anno si sta ben comportando nel campionato interregionale a Lucca con la Lucchese, una maglia prestigiosa, e addirittura ha visto anche il piacere di essere
convocato nella nazionale Under 16. Indubbiamente dilettanti. sono delle belle soddisfazioni, quindi è la dimostrazione che state lavorando veramente molto bene. Direttore, noi la ringraziamo per il suo intervento, magari speriamo di averla ospite direttamente qui nei nostri studi per continuare a parlare di questa favola anche in un certo senso del Due Torri, perché essendo un piccolo centro un po' si vive di riflesso rispetto ai grandi importanti centri come Messina, Milazzo. Ovviamente. Grazie, buon lavoro e buon Grazie a proseguo voi. di campionato. Grazie. Grazie a voi, grazie e buona serata. Era dunque al telefono Benedetto Bottari, direttore generale del Due Torri. A questo punto noi ci fermiamo, colgo l'occasione per ringraziare come al solito Carmelo, lo rivedremo la settimana prossima chiaramente per parlare di interregionale di eccellenza. Buona settimana a te e buona settimana a tutti i nostri telespettatori. Benissimo, e dobbiamo anche salutare Lorena perché subentrerà una nuova Buon penaltina. proseguo a tutti e vi lascio con Giada. E voglio anche ricordare che chiaramente i nostri ospiti rimangono perché dobbiamo adesso tra pochissimo parlare di questa famosa Beach Arena, no? Perché la cosa mi stuzzica e credo che sia una dimostrazione di questa Catania che vuole veramente crescere, che vuole veramente diventare una città importante. Lo dimostra anche il fatto che abbiamo un Catania in Serie A che ci sta facendo un po' sognare e valorizza ancora di più la bella cultura catanese dello sport. Ok, ci fermiamo allora, pubblicità, no? Pubblicità. tra poco. Benissimo. Salutiamo la nuova penaltina, Giada Di Mauro. Ciao Giada, ben ritrovata. Ciao a Ettore e buona domenica a tutti voi. Sì, finalmente rieccomi qua. Benissimo. In postazione adesso abbiamo Alessio Di Mauro. Ciao Alessio. Ciao Ettore e buona domenica a tutti. Chiaramente con lui parleremo del campionato di promozione, però prima dobbiamo parlare con i nostri ospiti di questo straordinario progetto che è la Beach Arena, che sorgerà, almeno insomma questo è l'obiettivo, in una zona importante turistica della nostra città, la zona della Playa. Parliamo di Catania perché ci segue da Palermo, ed è una zona dove la valorizzazione del territorio può portare business un po' per tutti, non soltanto per la valorizzazione dello sport, ma anche delle attività commerciali che potrebbero anche insomma accrescere sempre di più in quella zona. Il litorale Playa sicuramente rispetto a qualche anno fa, parliamo di 20 anni fa, una trasformazione di per sé già l'ha avuta. Però ovviamente ci si aspettano dei risultati maggiori, ci si aspetta una risposta maggiore per il privato che ha investito anche nel litorale Playa, quindi non faccio riferimento solo agli stabilimenti balneari, ma parlo anche degli alberghi, sì, dei ristoranti, delle grosse strutture sportive, perché lì dobbiamo ricordare che comunque insiste anche una struttura che non è di poca importanza, vedi il palaghiaccio, sì, atipico forse per la zona proprio, ma si inserisce benissimo nel contesto, quindi una oltre zona, alla piscina comunale storica, oltre a quello che è la piscina comunale, i campi da tennis che ci sono alla Playa, i campi da calcio, noi ricordiamo lì i campi del San Francesco, i campi del Turati sono stati sempre palcoscenico anche di importanti realtà sì, calcistiche locali e non, oggi in alcuni casi trasformati anche con i 7-7, poi dico una realtà che si vive, non si può vivere solo nel periodo estivo, ma attraverso queste forme sportive, queste strutture, secondo me, ma è l'auspicio penso della città, il litorale può rinvigorirsi e fiorire anche nel periodo non prettamente estivo. E qui si abbina il progetto nuovo che sta sorgendo, almeno insomma con tanta volontà, sia da parte dell'amministrazione e in questo caso anche di una società privata, qual è appunto la società calcistica di Bosco. Sì, il Catania Beach Soccer per noi come il Catania Calcio sono dei fiori all'occhiello che fanno sport. Ed è giusto, sottolineiamola questa fanno cosa. Sport, certo, danno un messaggio importante ai ragazzi, danno un messaggio sano ai ragazzi e noi col Catania Beach Soccer abbiamo avuto anche l'anno scorso la possibilità nella tappa catanese di convogliare tantissimi giovani entusiasti e entusiasmati da quello che erano i loro beniamini come diciamo così palcoscenico importante di una tappa importante quale il campionato di Serie A. Allora dico io, se tutto questo porta a un risultato, il risultato non può che avvenire programmando una serie di attività. L'attività dell'Arena Beach nasce proprio per questo, per convogliare tutta una serie di attività sportive, di grandi eventi che poi noi sappiamo che all'interno di un'arena, come all'interno di un grande campo da calcio o all'interno di un grande palazzetto possono comunque trovare anche collocazione eventi dal punto di vista
culturale, eventi Chiaro. dal punto di vista anche Chiaro. musicale, concerti, grossi incontri di ballo, quindi dico l'arena non deve essere considerata... In un periodo estivo dove bene o male nella nostra città, insomma l'estate non dura certamente 3 mesi, dura molto di più, per cui allungando i tempi proprio per far sì che queste strutture vivano proprio a 360 gradi. E la precedente stagione di fatto anche da un punto di vista del clima ha dimostrato proprio questo, quindi nasce questo progetto. Il Catania Beach Resort, il presidente Bosco ha investito in questo, in tanti anni di attività. Sì. Io ho partecipato a una riunione in federazione a Roma, riunione nella quale ho visto una grande considerazione per Catania, una grande considerazione per questa società e per il suo presidente. Sulla scorta di questo Catania ha avuto assegnato non solo le tappe del campionato nazionale, ma ha avuto la promessa, che peraltro è una certezza, che nel 2014 gli europei si svolgeranno qui nel nostro litorale playa. Possibilmente in questa famosa nuova area che dovrebbe E sorgere. da qui nasce la voglia di consolidare il progetto, partiamo subito, partiamo immediatamente con una serie di attività e programmiamo ora per l'anno prossimo. Quando parliamo di progetto, Bosco, parliamo di un progetto già che materialmente esiste, tecnicamente è stato già progettato, quindi una struttura completa. Noi le arene le abbiamo montate da 10 anni a questa parte sempre per la solita settimana, per l'evento, Sì, perché diciamo- abbiamo giocato ricordo anche ai telespettatori che una tappa di beach soccer si svolge nei 3 giorni, quindi venerdì, sabato e domenica, sono 3 tempi da 12 minuti effettivi e si gioca, diciamo, in spiaggia, solitamente a mare. Questa arena già è un progetto che già è esistente, già è elaborato, si deve solo realizzare. Stiamo mettendo a punto tutte le situazioni e vagliando tutte le causali che si possono presentare per cercare poi di partire finalmente a fine maggio e di metterla proprio lì fissa e cercare di convogliare per ogni fine settimana, che sono, ricordo, 14, da giugno a fine agosto, un evento sportivo Un vero e proprio calendario. che possa attirare tutte le federazioni competenti con i vari sport. E dico beach soccer, beach rugby, beach basket, beach volley, beach tennis, beach thumb beach, insomma tutte le tipologie di beach ci sono. Ricordo poi che dal lunedì al venerdì all'interno della struttura, come già noi facciamo da 7 anni a questa parte, ci sarà la scuola calcio. La scuola calcio che è diventata ormai un riferimento estivo Una importante. scuola calcio che si svolge 3 volte la settimana, dove ci sono degli istruttori preparati, sono assistiti dai nostri campioni della prima squadra e solitamente il bambino che cresce sulla sabbia rafforza sia forza, sia grinta, sia acrobazia e sia tutti quegli aspetti che nel calcio normale non vengono assolutamente presi in considerazione, soprattutto in un'età così giovane. Beh, io voglio essere ottimista perché credo che l'iniziativa privata va sempre comunque sponsorizzata e qui l'amministrazione sotto questo punto di vista vedo che è abbastanza presente. Quindi estate 2014, probabili campionati europei, probabile beach arena ufficiale, ma che diventa dell'amministrazione in collaborazione con degli sponsor, oppure è sempre una cosa privata che comunque l'amministrazione vi dà modo anche di usufruirla appieno? Qui, non lo chiedo per una curiosità, anche che credo che possa interessare anche i nostri amici a casa. A mio avviso l'emblema del concetto della collaborazione, della partnership tra pubblico e privato. Oggi più che mai l'imprenditore, il dirigente sportivo, l'amministratore sono chiamati a dare risposte insieme perché l'una parte deve colmare l'altra. Di fatto oggi non approdano né nelle amministrazioni né nelle imprese private fondi, diciamo così, talmente importanti da poter negare l'aiuto di tutti, anche peraltro sarebbe una cosa sbagliata. Oggi si deve collaborare. In quest'ottica, in questa veste, l'amministrazione, patrocinando, dando servizi, aiutando quello che è anche lo snellimento dell'iter burocratico, partecipa per dare e fare sponda con una società,
con un gruppo, con un'organizzazione che vuole fare bene a Catania, lo vuole fare nella nostra spiaggia, lo vuole fare seguendo un progetto che è anche dell'amministrazione, quello di valorizzare un litorale. Quindi una e di dare forza allo compartecipazione sport. importante. Tra virgolette, il Catania Beach Soccer non ha mai ricevuto un euro né dall'amministrazione comunale né dall'amministrazione provinciale e mai ne chiederà, perché se ci sono dei fondi è bene destinarli alle persone bisognose che hanno bisogno. Mi piace, Giuseppe, questa Noi facciamo, Giusto. sviluppiamo progetti sportivi attraverso marketing, attraverso comunicazione, che è una cosa ben diversa dal contributo comunale che poi si è visto negli ultimi anni che fine fanno. Certo. Noi di questo non ne vogliamo assolutissimamente, cerchiamo solo un connubio tra amministrazione comunale e Catania Beach Soccer. Ricordo, tra virgolette, che 5-6 anni fa, nel 2007, io portai 300 metri cubi di sabbia all'interno del Pala Cannizzaro non ricevendo un euro. E posso immaginare la spesa. E posso immaginare la spesa. Bene, rimanete qui ancora per il campionato di promozione, almeno nella prima parte, e poi dopo concederemo anche i nostri ospiti. A questo punto parola alla nostra Giada per quanto riguarda il campionato di promozione girone A, con i risultati e anche la classifica. A Sì. te. A Terrasini, Atletico Corleone batte Terrasini 8-0. Partinico Audace Canicattì 1-1. A Piana delle Albanesi, Carini batte Scandeberg Piana 2-0. Aragona Dattilo 3-0. A Mazzara del Vallo, Mussomeli batte Campobello di Mazzara 1-0. A Marsala, Profavara batte Strasatti 2-0. Cianciana Salemi 1-0. Sera di Falco Sciacca 3-1. Continua la cavalcata del Profavara che ancora una volta vincendo consolida la sua prima posizione in questo girone A del campionato di promozione. Profavara in vetta con 59 punti, seguita da Sera di Falco 50, Canicattì 41, Cianciana 38, Salemi 37, Dattilo, Sciacca e Carini 37, Strasatti 34, Atletico Corleone 34, Mussomeli 33, Aragona 27, Campobello di Mazzara 22, Partinico Audace 20, Scandeberg Piana 18 e chiudiamo con Terrasini 13. Ricordiamo che Partinico Audace e Terrasini hanno un punto di penalizzazione. Alessio, ennesima vittoria, a questo punto i giochi sembrerebbero ormai fatti in questo girone A del campionato di promozione. Sì, c'è ben poco da dire per quanto riguarda la vetta della classifica. Il Profavara continua a vincere, stavolta la vittima di turno è stato lo Strasatti, vincendo appunto in trasferta per 2-0. Vince anche il Serra di Falco che mantiene immutata comunque il distacco di 9 punti dal Profavara. A 6 giornate dal termine, 9 punti di vantaggio del Profavara sembrano non poter intaccare la corsa verso la promozione. Proseguiamo girone B, anche in questa occasione 24esima giornata, i risultati e poi subito a seguire la classifica. Montemaggiore Ciappazzi è stata rinviata, Rocca di Caprileone Collesano 2-1, Mamertina Delfini Vergine Maria 2-1, Cus Palermo batte Patti 4-0, Igea Virtus Real Calcio 7-0, a Palermo Sant'Agata batte Equipe Palermo 2-1, Spadaforese Sacro Cuore Milazzo 4-0, Cefalù Torregrotta 2-0. In classifica Rocca di Caprileone in testa con 56 punti, l'Igea Virtus comunque non molla ed è ferma a 53. Guardiamo la classifica al completo. Sì, proseguiamo con Cefalù 49, Spadaforese 47, Sacro Cuore Milazzo 45, Montemaggiore 38 punti, Ciappazzi e Mamertina 32, Cus Palermo 28, Real Calcio 26, Torregrotta 25, Sant'Agata 24, Delfini Vergine Maria 23, Collesano 14, Equipe Palermo 12 e Patti 11. Ricordiamo che Cefalù, Ciappazzi, Montemaggiore e Sant'Agata hanno una partita in meno. Alessio, questo connubio tra Rocca di Caprileone e Igea Virtus continua, forse bisogna aspettare ancora qualche settimana prima di conoscere la squadra che vincerà questo girone B del campionato di promozione. Assolutamente sì, è una corsa a due, Rocca di Caprileone e Igea Virtus
distanziano soli 3 punti. Il Rocca di Caprileone ha vinto contro il Collesano in casa per 2-1. L'Igea Virtus batte con un secco 7-0 il Real Calcio e si conferma seconda forza del campionato. Diciamo che il Rocca di Caprileone ha sempre mantenuto la vetta in questa stagione quasi dall'inizio. L'Igea Virtus è l'unica squadra che può competere per la vittoria finale del campionato. Benissimo, a questo punto congediamo i nostri ospiti. Una battuta però su questo girone, sai perché la voglio fare, Giuseppe, soprattutto a te? Perché l'Igea Virtus è insomma nel campionato di promozione, ma conosciamo benissimo la tradizione nel settore professionistico ed è la dimostrazione come una società, anche seppur insomma aver perso i riferimenti, pian pianino, gradino dopo gradino, partendo e quasi ricominciando da capo, si ritrova adesso ad essere comunque nelle zone alte per vincere e cercare di ritornare a essere una società importante. Parliamo di un'Igea Virtus, di un centro importante come Barcellona Pozzo di Gotto. Che voglio dire, statisticamente è una buona zona commerciale dove diciamo l'economia gira bene. Speriamo, torno a ripetere, che possono mettere le basi per ritornare fra i professionisti, però naturalmente non conoscendo la zona, non conoscendo le situazioni, non mi va di esprimermi, però l'importante è che comunque ci sono, torno a ripetere, c'è una buona base su cui lavorare. È vero. Poi se si sfruttano le situazioni economiche, il tessuto sociale, l'amministrazione, i giornalisti e tutto quant'altro, il famoso marketing di cui tu e tutto quant'altro gira attorno a una società di calcio, perché no? Perché no? Effettivamente hai assolutamente ragione. Allora, per chiudere, una battuta con Santi, una battuta di nuovo con il presidente del Beach Soccer Catania. Santi, la dimostrazione che il progetto vada avanti è perché siete già operativi, no? Cioè non è soltanto un momento di riunioni e di coordinamento, è un momento penso anche abbastanza operativo, perché ormai insomma l'estate prossima è quasi arrivata. Credo che programmare già da adesso per l'estate del 2013 sia fondamentale. Noi di fatto già dal punto di vista delle riunioni del gruppo lavoro abbiamo già iniziato da qualche mese, quindi già siamo entrati nella fase operativa, quindi questa è una fase di promozione già del progetto, ma riallacciandomi in una battuta a quanto detto prima dal presidente Bosco, la mentalità oggi presente in alcuni dei nostri dirigenti è proprio quella, non alle forme di assistenzialismo, ma sì all'impegno, alla volontà, alla competenza e alla cooperazione. Oggi si deve fare qualcosa, le amministrazioni all'interno delle difficoltà che stanno nella normativa, che stanno in quello che è l'impianto nazionale, oggi si deve fare per quelli che realmente non stanno bene, per quelli che realmente hanno necessità, per quelli che veramente si aspettano una risposta anche in termini di sostegno economico. Poi ti volevo chiedere una cosa su Affidal, lo so, però prima la battuta la voglio fare con Giuseppe per chiudere. Ma il prossimo anno sta per arrivare, parlo dell'anno calcistico del beach soccer, stagione che a questo punto deve essere, penso, piena di prospettive importanti. L'anno scorso la stagione non è stata certamente il top, però... Per noi sportiva tu parli? Sì, sì, sì. Ma noi considera che l'anno scorso abbiamo preso finale Coppa Italia secondo posto, a Terracina contro Terracina. E ci aspettavamo poi un campionato... A Viareggio persi la Coppa Italia, a Viareggio contro Viareggio, e poi persi la semifinale scudetto ai tempi supplementari a 3 secondi dalla fine. E quindi, insomma noi l'anno scorso abbiamo preso 2 secondi posti e un terzo posto. Non volevo dire questo nel senso negativo. Alcune volte le stagioni si però giocano, ci aspettavamo a quel punto la vittoria finale. Io mi aspettavo di prendere il grande slam, cioè tutte e tre. Però sai, il campo, sai, la palla è rotonda e poi c'è una caratteristica che non viene considerata, la sabbia. Ci sono momenti in cui la palla tu tiri, batte sulla sabbia, entra all'incrocio, ci sono momenti che tu tiri, batte sulla sabbia ed esce. È tutto lì alcune volte. Poi tu sai, è un gioco molto veloce, 5 contro 5, le porte da 5,50 metri. Squadra rinforzata? Ma sicuramente. Ah, bene. Sicuramente. Bene. Qualche nome lo possiamo dire? No, ancora. No, non lo possiamo dire. Noi confermiamo in blocco. Lo zoccolo, il gruppo dell'anno scorso, e poi inseriremo qualcosa di importante soprattutto là davanti, perché abbiamo avuto, a parte poche realizzazioni dei nostri attaccanti, ma tanta sfortuna.
ci mancava proprio il Panzer d'area di rigore. Ho capito. E poi possibilmente ci sarà anche qualche sorpresona. Vabbè, tanto non mancheranno, Non mancherà, insomma, perché poi le io occasioni per il mercato lo rivederti. faccio con i fuochi d'artificio. quindi- Benissimo, allora 30 secondi, parliamo di Fidal con Santi perché un progetto di una maratona. Sì, una corsa di più una che corsa. maratona. Allora, la FIDA abbiamo avuto le elezioni di recente, rinnovato il Consiglio Provinciale, rinnovata la Presidenza, Davide Bandiera Monte Presidente, io ho avuto il piacere per il secondo mandato di rivestire il ruolo di Vicepresidente e subito abbiamo iniziato l'iter lavorativo sia per il calendario delle gare dei Grand Prix provinciali e regionali e sia per quelle che sono le manifestazioni collaterali. Una manifestazione importante che lanciamo magari poi successivamente Sì. avremo modo di parlarne meglio è quella di Teleton. Il presidente Gibilaro, impegnato tutto l'anno, perché Teleton non è solo la fase acuta che si vede in TV nel periodo C'è di una Natale, preparazione ma al Teleton è posto. tutto l'anno, la ricerca fondi va avanti tutto l'anno e quindi le iniziative sono tantissime. Questa è una corsa per la solidarietà già fatta altri anni, quest'anno avrà in più Si sa già la data? è aprile, dovrebbe, ora non mi ricordo perfettamente, però è una gara che è inserita nel calendario regionale, quindi sia la competitiva sia la non competitiva porteranno tanti atleti per la solidarietà. Benissimo, per Teleton. perfetto. Grazie a Santirando e grazie anche a Giuseppe Bosco. Li rivedremo molto presto perché questo connubio sport, amministrazione, società sportive, private, insomma, piace perché poi alla fine il risultato più importante è lo sport che venga visto e vissuto da tutti i presenti e anche quelli che indirettamente poi lo praticano in maniera forte ed importante. Ci dobbiamo E fermare? adesso, sì, ci dobbiamo proprio fermare. A fra poco, non cambiate canale. Continuiamo a parlare di promozione, però prima devo salutare i nuovi ospiti che ci hanno raggiunto qui nella zona ospiti di Penalty. Ritorna dopo un paio di mesi di assenza il mister Michele Cassisa della Federazione Gioco Calcio. Buonasera. Quest'anno hai guidato la rappresentativa degli allievi Provinciali. Poi ci racconti com'è andata. Abbiamo anche il presidente di una squadra invece giovanile importante, l'Andrea Stinfeld. Parliamo con Tuccio Trignale. Salve. Buonasera, Tuccio, buonasera. ben trovato. Grazie, anche ben a trovato te. a voi. A questo punto girone C del campionato di promozione, risultati e poi subito la classifica. Abbiamo sempre Alessio in postazione che ci darà poi anche il commento tecnico. A te. Riviera dello Stretto a Giranissoria 3-3. Fiume Freddese Belpasso 2-0. Via Grande Nicosia 2-0. Randazzo batte Pistunina 3-1. Troina Real Santa Venerina 2-0. A Giarre San Sebastiano batte Real Giarre 1-0. Real Belpassese Sport Insieme 4-0. In classifica abbiamo il Via Grande con 48 punti insieme al San Sebastiano, a seguire il Giarre che perdendo appunto lo scontro diretto perde anche lo scettro della prima posizione in questo girone C del campionato di promozione. Sì, come detto bene, Via Grande e San Sebastiano sono in vetta con 48 punti, segue Real Giarre 46, Real Belpassese 42, Randazzo e Pistunina 41, Belpasso 33, Fiume Freddese 32, Troina 28, Sport Insieme 27, Riviera dello Stretto 24, a Giranissoria 23, Real Santa Venerina 15 e Nicosia 13. Ricordiamo che Enna e Scommettendo sono state escluse dopo ben 4 rinunce e Randazzo e Troina hanno una partita in meno. Alessio, girone dove appunto la sconfitta del Giarre permette alla squadra di San Sebastiano ma soprattutto al Via Grande di balzare in vetta. Sì, questo sta a dimostrare come il girone C di promozione sia il girone più equilibrato dei 4. Infatti fino alla settimana scorsa il Real Giarre era capolista del girone, ora la capolista è il Via Grande che ha vinto per 2-0 e approfittando del big match che è andato di scena a Giarre tra Real Giarre e San Sebastiano, vinto dagli ospiti per 1-0. Diciamo che ora le prime 3 della classe si stanno un po' distaccando dal gruppetto, lasciando un po'
il vuoto tra la zona playoff e il centro della classifica. Nel prossimo turno infatti la San Sebastiano giocherà contro la Fiumefreddese, mentre il Via Grande sarà impegnato contro il Pistoina. Mentre per il Real Giarre andrà a giocare a Gira contro la Gira Nissoria. Benissimo, e a questo punto parliamo del girone D del campionato di promozione, lo facciamo come al solito con i risultati insieme alla nostra Giada. Santa Croce Rarinantes 2-0. A Catania, AC San Filippo batte Atletico Catania 1-0. A Licata, Scordia batte Sant'Angelo Licata 1-0. Mascalucia Ellenica 2-1. Enzo Grasso Real Niscemi 8-0. A Caltagirone, San Pio X batte Caltagirone 2-0. Città di Augusta Scicli 3-1. Real Ragusa Sporting Battiati 3-2. In testa abbiamo lo Scordia con 57 punti, ma questa lotta con la San Pio sembra veramente infinita. Al secondo posto infatti abbiamo la squadra catanese con 55 punti. Guardiamo la classifica al completo. Scordia in vetta con 57 punti, seguita da San Pio X 55, Città di Augusta 47, Enzo Grasso 40, Real Ragusa 39, Atletico Catania 37 punti, Scicli 34, AC San Filippo e Santa Croce 33, Sant'Angelo Licata e Sporting Battiati 31, Ellenica 26, Rarinantes e Caltagirone 24 punti, Mascalucia 13 e Real Niscemi 3. Santa Croce e Sporting Battiati hanno una partita in meno, Atletico Catania e Mascalucia un punto di penalizzazione. 30 secondi per commentare questo girone dove la lotta tra San Pio e la squadra dello Scordia continua. Sì, è sempre una corsa a due. Lo Scordia vince sul difficile campo di Licata contro il Sant'Angelo Licata per 1-0, risponde la San Pio vincendo in trasferta a Caltagirone per 2-0. Mentre l'Atletico Catania cade in casa con l'Aci San Filippo per 0-1, contestazioni a fine gara e dimissioni del tecnico Bellia. E adesso la squadra dell'Atletico Catania è praticamente senza allenatore, la dirigenza si sta muovendo per cercare un nuovo allenatore. Si perde in casa e l'allenatore si arrabbia e se ne va? Sì, più che altro è stato contestato dai tifosi il modo in cui gioca la squadra, anche se il comunale di Montepo non è che poi offre tutta questa possibilità di giocare a calcio. Non ci dimentichiamo che non siamo in Serie A, ma siamo in un campionato di promozione. Assolutamente sì. Tutto è rapportato in base alla categoria dove si gioca. Assolutamente, non sono so se pienamente d'accordo. Assolutamente. Che poi tra l'altro aveva fatto anche il risultato. Vabbè, un bel pareggio con la San Pio. Tra l'altro poi in questo girone volevo aggiungere solo una cosa. Mi piace perché poi voglio parlare con chi di calcio giovanile ha assorbito il puro dilettantismo. Vai. È stato emesso il primo verdetto tra i 4 gironi, il Real Niscemi è ufficialmente retrocesso in prima categoria. Perfetto, benissimo. Allora, Michele, tu mi dai questo lancio, mi metti poi in difficoltà perché conosco un po' l'ambiente dell'Atletico Catania, però mi sorprende dopo una sconfitta in casa che vengono così, insomma, abbondantemente, esageratamente messe, insomma, al bando le capacità di un allenatore che comunque era arrivato, aveva anche vinto, voglio dire. Ah, ci sono anche motivi extra, non lo sapevo. Forse è stata prima della partita la contestazione, non lo so, perché domenica ha fatto un buon risultato, se non ero con la San Pio, 1-1, 0-0. Sì, Alessio, 0-0 con la San Pio, quindi... Con la San Pio. No, mercoledì hanno giocato. È 1-1 con la San Pio, scusa. 1-1, infatti. Quindi sorprende che comunque vengono sempre messi in discussione questi allenatori, non dimenticando che poi alla fine siamo in un campionato di promozione, di prima categoria, di eccellenza. Non si può pensare di vivere con l'angoscia di non fare risultato, di essere subito messi al bando e colpevolizzati magari possibilmente su colpe che insomma c'entrano poco. Sicuramente, forse i tifosi ancora sperano nella cavalcata dell'Atletico Catania, ma oggi bisogna ridimensionare tutto. Sicuramente è difficile oggi sperare
magari risultati eccellenti con la crisi economica che abbiamo. Questo problema con voi giovani non c'è, no? Con voi giovani tu hai guidato la rappresentativa allievi del Comitato Provinciale di Catania. Ci sono altri problemi che non riguardano la questione economica fino a un certo punto, però. Magari poi spieghiamo perché, almeno quello che ho potuto constatare in questi 2 anni, vincono e vanno avanti sempre le squadre del Messinese, le squadre del Palermitano, le squadre del Siracusano. Quindi sotto potrebbe esserci qualche cosa che un po' ti spiazza? No, mi va perché loro hanno le strutture. Prendi la Pantanelli. In questo senso? No, in questo senso. Pensavo che ci fossero anche altri Sai fattori. benissimo che a Catania campi non ce ne sono. Quindi? Strutture difficoltà per allenarsi tantissime. Tantissime. 1 ora e un quarto di campo, cosa non devi è possibile, non si può lavorare. Poi i risultati poi si vedono. Con i giovani, il presidente dell'Andrea Stinfield che dice? Assolutamente sono d'accordo col mister, perché noi facciamo sacrifici enormi per far allenare i ragazzi in un campo. Lì i tifosi si dovrebbero arrabbiare, non sugli allenatori e sui giocatori, sul fatto che non essendoci le strutture, come si fanno ad allenare i giovani? Purtroppo abbiamo strutture fatiscenti a Catania e queste strutture vanno pagate perché la società per sfruttarle 1 ora alla settimana le deve pagare, però il servizio che gli viene corrisposto non è. Che poi tra l'altro è talmente breve il tempo, come si fa a preparare anche ma poi per una società come noi che abbiamo dai piccoli calci ai giovanissimi, vorremmo fare gli allievi, vogliamo fare quant'altro, ci viene difficoltoso programmare una stagione perché 200-250 bambini in un campo non li puoi mettere. Non è fattibile. Non ci aiuta nessuno, non ti aiuta né le istituzioni né quantomeno la federazione, quindi a questo voi punto. Fate parte del comitato provinciale di Aciriale? No, noi di Catania. Sempre di Catania, però vivete molto la realtà scese, se non sbaglio. No, noi viviamo assolutamente la nostra, anzi la realtà più profonda. Che facevate parte noi operiamo, i bambini si allenano alla playa. E ci vengono da tutta la zona sud di Catania. E quindi insomma una zona molto importante che Michele conosce anche molto bene. Assolutamente. Mi ricordo una tua stagione, più di una bella stagione. 6 stagioni a San Giorgio. Col San Giorgio hai portato la squadra fino in prima categoria, voglio dire, dalla terza belle soddisfazioni. Anche lì poi dopo il crollo, perché purtroppo il dilettantismo puro poi ti porta a scontrarti con realtà economiche, amministrative dalla quale non puoi scappare. San Sebastiano, Ellenica, Enzo Grasso, erano con tutte, loro. Sì, lo so. So anche alcune battaglie personali con te, però nel senso buono della parola sai benissimo come concepisco io il calcio. Sicuramente. Benissimo. Alessio, hai chiuso la tua parentesi a questo punto? Sì, possiamo ricordare che la prossima settimana ci sarà il big match Scordia Atletico Catania. Con quale allenatore? Non si sa. E San Pio X Enzo Grasso, 2 partite abbastanza difficili per le 2 prime in classifica. Benissimo, grazie Alessio, grazie Alessio per la tua, come al solito, celere presenza all'interno della nostra trasmissione per parlare del campionato di promozione. Che facciamo? Ci fermiamo? Adesso sì, dobbiamo andare in pubblicità, a fra poco. Campionato di prima categoria e subito in postazione Luca Loisi. Ciao Luca. Buonasera a tutti. È andato via qualche allenatore? No. In questo stop. No. Qualcuno ha lasciato il suo posto? Per ora no. Benissimo, perfetto. Allora, non si è giocato questa settimana, sottolineiamolo. Sì, no? Ci sono stati soltanto alcuni un po' di recuperi. Quindi saremo abbastanza veloci perché poi dopo avremo anche Dario che ci darà il quadro completo sul campionato di seconda categoria e poi chiuderemo col solito siparietto dedicato al calcio Catania e al Palermo. A te Luca. Cominciamo con i gironi che noi trattiamo da più vicino con le schermate e in particolare partiamo dal girone D. Il girone D ha visto 2 recuperi. La Promende si è imposta per 3-1 sul campo del Pellegrino, arrivando così al 5° posto in classifica, che però a causa dei 19 punti di distacco dalla seconda non consentirà alla squadra della Promende di disputare i playoff. Invece è importante la vittoria della capolista Sporting Taormina, che vince 1-0 sul difficile campo di Furcisicolo contro la formazione di casa, 4ª forza del torneo, e così allunga in testa alla classifica. Adesso sono 4 punti di vantaggio sulla Ghibellina e alla ripresa del campionato il 3 marzo ha la possibilità di allungare ancora, perché lo Sporting Taormina attenderà in casa la Despor Gaggi, squadra abbastanza tranquilla, mentre la Ghibellina farà visita al Santa Teresa, terzo in classifica, quindi potrebbe essere un momento fondamentale per la lotta al primo posto. Passiamo al girone E, il girone della provincia catanese e che ha visto disputarsi un recupero, quello di Maniace, dove la Maniacese si è imposta per 1-0 sul Ciclope Bronte. Una vittoria importante in chiave play-out, perché la Maniacese esce appunto dalla zona play-out agganciando proprio il Bronte a quota 22
e adesso quindi è la DACCA 2000 con 19 punti ad essere la terzultima in classifica e a disputare in questo momento il play-out che la vedrebbe opposta al Maletto. Per quanto riguarda la zona alta, ricordiamo che il Real Ace ha 8 punti di vantaggio sull'Atletico Petara, che a sua volta ne ha 10 sul Valverde, che al momento porterebbe a disputare i play-off. Passiamo al girone F. Nel girone F invece non si sono giocate partite, avevano già tutte giocate 2 settimane fa, quindi non c'erano gare da recuperare. Ricordiamo che l'Aquila San Michelese conduce il campionato con 2 punti di vantaggio sullo Sporting Barriera. Sporting Barriera che alla ripresa del campionato avrà un impegno molto difficile perché avrà il derby tutto catanese contro il Picanello. Picanello che è in grande rimonta in classifica, si trova in questo momento in sesta posizione insieme al Carlentini e quindi sarà un osso duro sicuramente per lo Sporting Barriera. Portiamo bene noi di penalty, sottolineiamola questa cosa. Quindi ne vorrà sicuramente approfittare di questo derby catanese la capolista Aquila San Michelese, che invece giocherà sul campo del Mega Ragusta, coinvolto nella lotta per evitare i play-out, ai quali in questo momento parteciperebbero Ramacca e Sanconitana, con la Valguarnerese ultima in classifica, molto difficile per lei una salvezza. Passiamo al girone G, l'ultimo con le schermate, dove si è giocato un recupero con la capolista Nova Camarinense che si è imposta per 3-0 sul campo del fanalino di coda per Scicli, portando quindi a 3 punti di vantaggio sullo Sporting Priolo. Per Scicli ultimo con 4 punti di distacco dalla penultima e vediamo che ci sono ben 6 squadre nel giro di 3 punti che lottano per evitare i play-out. Bene, adesso abbiamo quelle senza schermata, in maniera veloce perché non si è giocato in quei gironi, no? Non si è giocato nel girone A e nel girone H. Nel girone A è il girone trapanese dove il Favignana conduce con 1 punto di vantaggio sul Castellammare, alla ripresa impegni abbordabili per entrambe le formazioni, quindi non dovrebbe cambiare molto. Mentre nel girone H ricordiamo in testa le 2 squadre di Ragalmuto, lo Sporting e la Libertas. Anche in questo girone non si sono disputate partite. Si è giocato invece nel girone B e C. Nel girone B sono stati disputati 2 recuperi. L'Acquedolcese si impone per 3-1 sul Mistretta e si mette in terza posizione in classifica, mentre finisce 1-1 Città di Sant'Agata Militello Atletico Finale, con l'Atletico Finale che lascia l'ultimo posto al Città di Castellana. E così si arriva in zona play-out. Alla ripresa del campionato la capolista Casteldaccia giocherà una difficile partita sul campo del Campo Felice, ne può approfittare l'altra capolista, la Castelbunese, che invece ha in casa il Città di Sant'Agata di Militello, che inoltre mercoledì recupererà la partita con il Mistretta. Concludiamo col girone C dove si sono giocate 3 partite. Vittoria in trasferta per il Pro Falcone 2-1 sul campo del Longi, in una partita che vedeva affrontarsi 2 squadre ormai senza obiettivi di classifica, essendo abbastanza a metà classifica, senza una salvezza ormai nessuna ottenuta. pretesa. Invece continua il momento negativo della Futura Bloro, quarta in classifica, che crolla in casa contro il San Basilio per 3-0. Una sconfitta che l'allontana definitivamente probabilmente dalla lotta per il primo posto. Infine vittoria importante dell'Oliveri, 1-0 sulla Virtus Capodorlando, Oliveri che rimane in ultima posizione ma adesso a soli 2 punti dal Valle del Mela penultimo. Perfetto, grazie Luca per questo quadro completo del campionato di prima categoria. Io voglio fare un'altra domanda ai nostri ospiti che parlano di calcio dilettantistico giovanile, quindi non di società professionistiche che chiaramente insomma, trattano il calcio giovanile in una maniera assolutamente diversa. Anche in un certo senso un po' più impegnativa, perché chiaramente lì credo che ci siano degli investimenti anche maggiori. Le società dilettantistiche invece investono poco e insomma Michele tu hai sempre molta difficoltà a pescare nelle realtà quantomeno della provincia di Catania, dato che tu... Nonostante siamo la provincia più vasta come società infatti, Carmelo Pergolizzi si fa sempre forte di questa cosa in maniera positiva. Abbiamo più di 700 se non ero squadre. Eppure non andiamo a superare da un po' di tempo la prima fase. Ma come mai? Vinciamo con Ragusa e prendiamo col Siracusa. Vinciamo con il Barcellona Pozzo di Gorta e perdo col Messina. In effetti Messina, un po' di sfortuna ci sarà stata pure, Sì, la partita almeno 3-4 gol dovevamo fare al primo tempo e non si sono fatti. Ma indipendentemente da questo si vedono che hanno più voglia, più rabbia in campo, sono strutturati meglio i ragazzi a livello organizzativo, già come società, è tutto diverso. Quindi è la dimostrazione che le società catanesi insomma non curano più di tanto il settore ma giovanile. non hanno la possibilità, io sono convinto, non hanno la possibilità di poter curare il settore giovanile. Potrebbero fare di più? Sicuramente.
Sicuramente, ma non hanno le possibilità, le forze. Mancano un po' i corsi di approfondimento da parte No, perché della io li federazione faccio. per i tecnici? No, noi li facciamo, noi associati con l'AEC li facciamo, infatti giovedì ne abbiamo uno a Torre del Grifo. Sì. Con, Anzi, con saluto Maran. il segretario Salvo Arcidiacono che mi ha ricordato proprio prima dell'inizio della trasmissione che giovedì ci sarà questo importante incontro in una struttura importante come quella di Torre del Grifo. Ci sono da fare l'amichevole con la rappresentativa, con le linee nazionali. Beh, lì sì che si può lavorare bene, no? Bellissimo. A che ora sarà? Lo ricordiamo, ne approfittiamo. Alle 15 vediamo l'allenamento del Calcio Catania e poi alle 17 in aula il mister Maran così darà spiegherà delle cose. Che tra l'altro sarà un post vittoria di Parma, quindi ancora meglio. Certo. Il tutto naturalmente con la collaborazione diretta dell'Associazione Italiana Allenatori, del Comitato Provinciale di Catania guidato da Renato Marletta. Tringale. Vabbè, l'abbiamo capito, ci sono delle grandi difficoltà, non esistono poi grandissimi insomma, mezzi per poter lavorare sui giovani, però poi alla fine ai ragazzi bisogna sempre dare la brioscina della serenità del pomeriggio. Ma no? lo scopo è assolutamente questo, anzi specialmente la nostra società cura assolutamente questo aspetto, anche perché noi operiamo in questi quartieri dove diamo la possibilità a questi bambini di giocare in modo gratuito, che a Catania oggi è diventato impossibile, quindi io le colpe le divido per tutti, come dici tu, i tecnici, le società, ma tutti, la federazione, il mio colpo lo devono fare tutti. Chiaro. Anche i ragazzi stessi, perché noi non ci scordiamo che forse la città di Catania ha troppo tempo che non manda un ragazzo in Serie A, quindi non può essere soltanto colpa né dei ragazzi né delle società, quindi le colpe vanno, il mio gruppo lo devono fare un po' tutti. Voi fate il campionato provinciale, non fate il campionato regionale? Noi facciamo il campionato provinciale, già per noi è una grande vittoria, perché come dire, operare con questi ragazzini di 13-14 anni e cercarli di far allenare 3 volte la settimana è già un problema. Seguirli, Michele sorride perché immagino le difficoltà anche nel recuperare. Seguirli a scuola, seguirli magari nella visita medica, abbiamo problemi. E poi quindi ho avuto anche il piacere, sono stato invitato da lui come centro federale, perché io alleno i 2001 del centro federale, mi ha invitato il presidente e veramente nel vero senso della parola a fine c'è stato il terzo tempo. Oh, che bello! Brioscine. E questa è la mentalità che bisogna dare ai ragazzini. Ma bello veramente. Questa. Si parlava col mister la settimana scorsa, ci è venuto ad arbitrare un ragazzino al quale faccio i complimenti perché per il coraggio che ha avuto da 15 anni a mettersi in una partita giovanissimi. E l'AIA, la federazione degli arbitri, a prima partita già l'ha mandato in un campo a 11 a gestire una squadra giovanissima. Lì in questo caso le società veramente debbono fare tanto per aiutare questi ragazzi. Meno male che si trovano società, no perché davanti veramente... No, ma immagino. Ma il nostro scopo è altro, non è vincere, il nostro scopo è fare divertire i ragazzi. E cerchiamo magari di farla inculcare soprattutto ai genitori che vengono a vedere le partite dei figli. Perfetto, ci dobbiamo fermare, abbiamo l'ultima pausa, nel frattempo colgo l'occasione per salutare il nostro Luca Aloisi che rivedremo la settimana prossima, ritornano a pieno i campionati, quindi ritorna la routine dei risultati. Grazie a Luca Aloisi. Salutiamo in postazione Dario Giuffrida che è venuto per questa parte finale della nostra trasmissione a parlare di seconda categoria e poi come al solito la news sulla terza legata al Siracusa Calcio. Ciao Dario. Ciao Ettore. Ciao allora a tutti. Dario, siamo un po' in ritardo. Chiedo scusa ai nostri ospiti, chiedo scusa anche pure a te, in maniera molto veloce ci dai il quadro sulle partite di recupero che ci sono state questa domenica? Sì, sarò velocissimo anche perché sono solo 2, entrambe giocate nel girone G, il girone del Catanese. Il Cesarò Sant'Eudoro è stato battuto per 5-1 sul suo campo dall'Aci Platani e il Santa Domenica Vittoria ha perso contro il Città di Santa Venerina, come stiamo vedendo adesso in grafica. Entrambi risultati che non smuovono eccessivamente la classifica, semmai accorciano proprio le posizioni di rincalzo rispetto alle prime 3. Parliamo di seconda categoria, giusto? Esatto, seconda categoria. E allora ce la dai, insomma, la situazione anche della terza? La terza categoria, ovviamente curiamo il girone del Siracusa, vede la ripresa delle ostilità, diciamo così, perché il Siracusa veniva da un paio di settimane di stop. Il Siracusa che questa settimana ha battuto fuori casa il Santa Sofia Sortino 0-2, contemporaneo lo 0-0 tra Sicilia Nostra e Real Belvedere, che sono le altre 2 squadre in vetta alla graduatoria,
Partita brutta, non eccessivamente giocata. Quella Brutta in che senso? Brutta nel senso che si è giocata più sui nervi che sul in gioco terza del categoria calcio. si gioca sui nervi, in terza categoria. Soprattutto in terza Non categoria è si gioca possibile. sui nervi Io o sui vivo un altro calcioni. mondo, vivo un altro mondo. In terza categoria si ci va solo per divertirsi, chiaramente per vincere in maniera corretta. Ma sai cos'è? Ogni volta che gioca il Siracusa, ovviamente gli avversari giocano la partita, la cosiddetta partita della vita. Questo è anche vero. In ogni caso ho 3 punti importanti perché, come abbiamo visto alla graduatoria, Sicilia Nostra e Real Belvedere hanno pareggiato e adesso il Siracusa accorcia verso la prima posizione. È importantissimo a questo punto lo scontro diretto col Sicilia Nostra a metà marzo. Allora, chiudiamo con i nostri ospiti e la battuta la faccio legandomi al discorso di Siracusa, no? Perché tu mi dicevi che a livello giovanile sono molto organizzati, il comitato va veramente molto bene, passa spesso e volentieri insomma al turno successivo per quanto riguarda le varie categorie, è organizzato bene, quindi dobbiamo anche un po' trarre spunto. Hanno le strutture private. Eppure hanno il Siracusa in terza categoria. Quest'anno. L'anno scorso avevano 3 giocatori del Siracusa che erano in primavera, allievi già giocavano in primavera con loro. Michele, per chiudere, un progetto che comunque, anche se non vi ha dato modo di passare al turno successivo, continua. Una bella esperienza, l'ho vissuta da giocatore, ora l'ho vissuta da allenatore, è bellissimo perché stare con i giovani è stupendo. Però ti manca il campo, sicuramente, la domenica quello dilettantistico puro. Dilettantissimo, il lavoro durante la settimana che poi lo metti in atto la domenica, non sempre ti riesce. Vuoi presentare la piazza in modo così il prossimo anno? Beh, sicuramente non mancheranno le richieste a te, sicuramente, però sto bene per ora dove sono. Per ora in federazione. Sicuramente. Meno stress, guarda, meno stress. Presidente Tringari, per quanto riguarda invece la struttura sua, nella speranza che magari qualche partner importante di strutture sportive vi dia una mano. Ma speriamo, i miracoli possono accadere. Ci credo poco. Mai dire mai. La speranza è l'ultima. Ci credo poco. Allora io vi auguro un in bocca al lupo, che sia un proseguo e una parte finale della stagione piena di soddisfazioni, anche professionali, ma soprattutto il fatto che si lavora poi con i giovani, credo che sia la cosa più bella, no? Con grande animo si ritorna volentieri all'allenamento successivo, almeno io la penso così da sempre. Sicuramente. Bene, un bocca al lupo a Michele Cassisa e al presidente dell'Andrea Stinfield, Tuccio Tringale. Grazie. Salutiamo a questo punto anche la nostra splendida Giada Di Mauro, la seconda penaltina. Mentre invece non saluto Dario Giuffrida, perché adesso insieme a lui faremo il quadro completo per quanto riguarda le 2 partite del Calcio Catania e del Palermo che, come tutti ben sanno, giocano in Serie A. A tra pochissimo. Doveva essere vittoria, purtroppo vittoria non è stata e a questo punto addirittura si parla di un ritorno di Gasparini in panchina. È il circo. Né più né meno si parla di calcio. circo. No, è il circo di Zamparini, è una cosa diversa. Zamparini bocciato senza nessuna remora. Tra l'altro prima sentivo parlare di miracoli, per il Palermo ci vorrebbe qualcosa di più forte molto di miracoli, più. sì. Dovremmo avere anche delle immagini su questo pareggio 0-0 tra Palermo e Genova. Si giocava alla favorita, insomma il Palermo doveva avere quella marcia in più che purtroppo non è arrivata, però mi sorprende il fatto che venga preso di mira anche Malesani, volendo 3 partite e 3 pareggi, e poi alla fine questo insomma il parco giocatori. Magari è imbattuto, però è anche vero che Malesani ha fatto delle scelte tecniche abbastanza azzardate durante le partite. Ad esempio ieri ha sostituito Fabbrini, che poi era l'uomo che più stava dando al Palermo, senza una spiegazione tattica ragionevole, quindi anche lui ha avuto le sue belle rogne. È ovvio che la squadra, il parco giocatori è quello e miracoli evidentemente non se ne possono fare. È anche vero che in queste ultime 3 partite il Palermo avrebbe dovuto ottenere almeno 2 successi, e invece sono arrivati 3 pareggi che hanno sempre favorito, diciamo, le dirette rivali, perché il pareggio col Pescara in casa, gravissimo, ha favorito più il Pescara che il Palermo, quello di ieri con il Genoa ha favorito più il Genoa. Qui c'era un rigore nettissimo a favore del Genoa che stranamente, per fortuna del Palermo, non è stato dato, perché sennò altrimenti le difficoltà erano ancora maggiori con un'ennesima sconfitta in casa.
a questo punto io credo che... Qua stiamo vedendo un'immagine importantissima, un po' anche l'immagine della sfortuna del Palermo, perché ci aveva provato a Boselli. Sì, miracolo di Frey. L'ha praticamente fatto uscire da dentro la porta, come si dice in tono dialettale. Ecco, ma quindi... non si può cercare di salvare una squadra con degli episodi, almeno credo che sia fondamentale un'idea di gioco, un tasso tecnico un po' più elevato. E da qui possiamo fare anche il parallelo con il Catania, perché se c'è una cosa che a Catania ha reso, e lo stiamo vedendo in questo campionato, è assolutamente la progettualità. Sì. Della società. Il Palermo invece è andato sempre un po' all'arembaggio anche durante il mercato. E lo dimostra quest'ultimo posto in classifica. Ha cambiato 2 amministratori delegati, ha cambiato diversi allenatori. Le squadre, specialmente in Serie A, non si gestiscono in questa maniera. La colpa è di Zamparini. Benissimo, e allora aspettiamo le prossime domeniche, conosceremo probabilmente il destino definitivo della squadra palermitana. Mentre per il Catania, che dire? Primo tempo stratosferico, cioè è esistita soltanto una squadra in campo, poteva farne 5, 6, 7, forse anche 8 di gol, ne ha fatti 2, è andata benissimo. Nel finale è successo qualche cosa. Nel finale si è disconnesso un po' il Catania, però la cosa importante da notare è che la squadra, con la salvezza già raggiunta anche prima rispetto a questa partita, perché 39 punti con 13 giornate di vantaggio è tanta roba, non ha mollato, come ha chiesto il presidente Pulvirenti in settimana, e ha continuato a giocare. Il primo tempo, come hai detto tu, di ottima fattura. Per quanto riguarda il secondo tempo, poi c'è stato un po' di scollamento, un po' di disattenzione. Il gol del Parma è arrivato anche con una certa irregolarità di Amauri sulle Grottaglie. Diciamo pure che era un fallo nei confronti delle Grottaglie, che però mi ha sorpreso in quella sua reazione, tenendo presente che la settimana prossima si gioca contro l'Inter, tenendo presente che c'è Bellusci squalificato, tenendo presente che c'è Alvarez che, insomma, seppur febbricitante, oggi ha giocato una bellissima parte finale di partita. Probabilmente, insomma, questa sua esagerazione nel protestare... Anche gli uomini più pii, perché sappiamo che le Grottaglie ci ha sorpreso questa cosa. Sì, anche gli uomini più posati a volte hanno delle reazioni così fuori luogo. Tra l'altro con Amauri, che è un suo ex compagno di squadra, quindi magari... Benissimo, abbiamo chiuso a questo punto sia sul Palermo che sul Catania. Settimana prossima sarà veramente una partita importantissima, proprio anche come cartello, no? Perché poi alla fine questo Catania giocare a pari contro l'Inter sarà un gran spettacolo. A 2 punti dalla Champions, ma ovviamente non è il nostro obiettivo. Non diciamo niente. Ci fermiamo qui. Ti ringrazio, Dario Gioffrida. Noi, per quel che ci riguarda con Penalty, ritorneremo naturalmente la prossima settimana a partire dalle ore 19, sempre qui in diretta su Sesta Rete di Catania. Arrivederci a tutti.